Signore e signori, buonasera.
Ben arrivati qui alla Padova Ring, ben arrivati al Stadio Euganeo. Siamo pronti per dare inizio a quella che è la prima serata di queste 2 giornate legate al torneo esordienti. Iniziamo con una informazione di servizio. Avremo la necessità che tutti voi portaste la mascherina cortesemente, e visto che insomma è la prima volta quest'anno che ci ritroviamo all'interno di una manifestazione così importante, visto che si parla dell'esordio tra le 16 corde per moltissimi di questi pugili, avremo 8 incontri. Mi è stato comunicato che ci sono anche dei fuori programma, per cui adesso vi andrò ad annunciare con precisione quale sarà il proseguo della serata. Angolo rosso ed angolo blu, ovviamente uno ring che è stato alzato, reso in modo più facile per anche le persone in fondo, quindi ancora una raccomandazione di calzare la mascherina. Salutiamo e ringraziamo il commissario di unione, la signora Gemma Dalla Vedova, il giudice Gian Antonio Canzian, Marco Chiarelli, gli arbitri Marco Chiarelli, Gianluca Cecaposso e Denis Incanuti, il cronometrista Gianni Ragazzi e il dottor Francesco Gallese, insieme ai volontari della Croce Rossa di Padova, come di consueto, con la speranza che possiate godere della manifestazione senza dover intervenire in servizio. Tra poco andremo ad accendere anche la luce sul ring. Non avremo la musica questa sera ad accompagnarci perché per una questione di streaming, ossia tutto quello che stiamo per vivere lo viviamo anche in diretta streaming su Facebook, grazie alla collaborazione con alcuni amici che si occupano della parte tecnica, e come vi dicevo, se mettiamo la musica purtroppo si ferma la diretta streaming, quindi preferiamo farlo in silenzio, facendo ascoltare invece quello che è il vostro primo applauso di questa serata, che dà inizio ufficialmente a questo torneo degli esordienti. Accendiamo la luce sul ring, grande effetto scenico, con Gianluca Cecaposso che è salito tra le 16 corde, e questo è il programma ufficiale, quindi andremo a vivere insieme l'incontro tra Elia Fanton della Cami Center e Carlo Piron, poi a seguire in diretta allora Cami Center ovviamente Loris Baldan, e sono già saliti sul ring, eccoli, vi vedo accompagnati. Allora vi dicevo, all'angolo blu Elia Fanton con un 66,5 kg alla bilancia, accompagnato da Loris Baldan per la Cami Center, e all'angolo rosso il primo portabandiera dei colori della Padova Ring, accompagnato da Enrico Piron. Chissà questa omonimia come mai. Eccola qui Carlo Piron, pronto per vivere il suo primo incontro, che va sulla lunghezza delle 3 riprese da 3 minuti. Chiedo conferma al commissario. 3 riprese da 3 minuti in categoria junior. Allora il commissario in questo momento era impegnato su altri fronti. Sono 3 riprese da 2 minuti. 3 minuti no, 2 minuti. 3 riprese da 2 minuti tra Elia Fanton e Carlo Piron, tra uno junior e uno youth. Tutto è pronto per andare a chiamare al centro ring i 2 atleti. Caro pubblico, dobbiamo chiedervi la vostra partecipazione, quindi mi raccomando, con gli applausi fate in modo di farvi sentire. Tutto è pronto per la prima delle 3 riprese. Inizia la prima ripresa, inizia il vostro applauso.
Termina qui la prima ripresa tra Elia Fantone e Carlo Piron. Questo è il primo programma dei fuori programma, anzi il primo incontro del fuori programma per quanto riguarda questa serata. Vi dicevo 8 gli incontri, 2 i primi saranno fuori programma e poi ufficialmente inizieremo con il torneo esordienti 2022. Già con queste semifinali, poi l'appuntamento già ve lo do per domani pomeriggio a partire dalle ore 17, sempre qui, sempre nella sede della Padoveriga, nella sede dello Stadio Ucranio, per vivere insieme poi quelle che saranno le finali. Un minuto di pausa per ascoltare le raccomandazioni dei propri secondi e ovviamente per rifiatare, ma ora siamo pronti per dire fuori i secondi. Inizia la seconda ripresa. Bravo! Di lato! Vai Carlo! Lega! Vai, vai! Vai Carlo, vai! Tira su quelle mani! Vai Carlo, vai! Vai dentro Carlo! Vai dai ancora! Vai, dai! Muoviti di lato! Vai che sta! Dai, adesso! Dai! Ancora! Termina la seconda ripresa e non termina il vostro applauso per Elia Fantone e per Carlo Piron. Fuori i secondi, pronti a vivere la terza ed ultima ripresa di questo primo incontro, valevole come fuori programma.
questo youth e questo junior. Inizia la terza ed ultima ripresa. Muoviti, muoviti! Dai, dai! Dai, via! Sotto, sotto e sopra! Alza la guardia! Di lato, di lato! Dai, Elia! Dai! Sotto! Sotto! Alza la guardia! Adesso! Ancora! Dai! Sì, sì, sì! Ancora! Ed eccolo qui il gong che chiude la terza ed ultima ripresa. Carlo Verona e Elia Fantona. Questo primo incontro che verrà omaggiato di due pensieri targati Y Sport, uno dei grandi sponsor ovviamente che accompagnano la vita di Padova Ring. Verranno consegnati questi ricordi in omaggio di questa serata dopo aver raccolto i cartellini da parte dei tre arbitri del giudice consegnati alla commissione di riunione. E questo primo incontro viene vinto ai punti dall'angolo rosso Carlo Piron. E quindi un grande applauso anche per Elia Fantona, oltre che per Carlo Piron. Complimenti ragazzi per questo fuori programma, per questo primo incontro. Vi ripeto cari amici che siete qui, che avete raggiunto Padova Ring per questa prima di queste due giornate dedicate al pugilato, di portare un po' di pazienza se siamo in una fase di silenzio e non di musica come di solito ci accompagna, ma abbiamo preferito il silenzio per poter consentire la diretta su Facebook, e quindi se volete raccontare ai vostri amici che siete qui e contemporaneamente questi possono essere collegati tramite Facebook, ovviamente la pagina è quella della Padova Ring. Andiamo a vivere insieme il secondo incontro, valevole come fuori programma. Questo secondo incontro, valevole come fuori programma, vede alla direzione arbitrale il signor Dennis Incanuti. Un altro fuori programma che vede incrociare i guantoni Abdelkadous Caldauni della Box Cavarzar, accompagnato dal maestro Nicola Fontolan, il quale proprio recentemente ha accompagnato sul ring il suo grande pugile Roncon, che non è andata come ci si sperava per il titolo italiano, ma sicuramente sarà un nuovo appuntamento per il futuro, vero Nicola? Confermi che sarà così? E alla Lecce all'angolo rosso portabandiera dei colori della Padova Ring, accompagnato da Massimo Stellin e da Massimiliano Sarti.
un altro dei grandi nomi della Padova Ring, anzi un altro dei grandi cognomi della Padova Ring, quindi diamo il benvenuto a Giovanni Musella. Anche questo incontro si disputa sulla lunghezza delle 3x2, 3 riprese da 2 minuti. Di nuovo abbiamo un pugile junior per l'angolo blu e un pugile youth per l'angolo rosso. Ultimi controlli da parte dell'arbitro Incanuti, 3 le riprese come detto, arbitro il signor Denis Incanuti, e vedremo questo incontro che non credo sia, come è stato quello precedente, un incontro soporifero per nulla, perché anche quello di prima ci è piaciuto molto e sono abbastanza convinto che anche questo lo sarà. Come sono convinto non saranno soporiferi nemmeno i 6 incontri successivi, da che si tratta di un esordio. Mentre vengono chiamati al centro ring per il consueto saluto e tutto è pronto per concentrarci su ciò che avviene tra le 16 corde. Ricordo ancora di portare tutti la mascherina in modo completo e inizia la prima ripresa. Termina qui, prima ripresa, Cadus Cardoni. Dai Gianni, dai Gianni. Fuori in secondi. Dai Gio, dai! Seconda ripresa. Dai Gio! Bravo Gio!
Termina la seconda ripresa. Giovanni Musella e Abdelkader Sadauni. Fuori in secondi. Dai Gianni! Dai Gio! Inizia la terza ed ultima ripresa. Gianni rientra! Vai, chiudi! Vai, Giovanni! Ritmo! Alza, alza il ritmo! Vai, giù! Alza che ne hai! Dai Gianni! Dai Gianni! Lega, lega! Dai Gianni! Dai Gio! Termina qui la terza ed ultima ripresa tra Giovanni Musella e Abdelkader Sadauni, rispettivamente Padova Ring e Box Cavarzere. Sono stati 6 minuti, come avevamo anticipato, assolutamente intensi, certamente molto combattuti tra questi due giovanissimi, perché insomma è ben chiaro che hanno ancora tanta strada per maturare davanti, però è anche evidente che insomma l'irruenza giovanile in questo caso ci abbia consentito di avere uno spettacolo assolutamente importante. Vengono a salutarsi i due pugili, eccolo qui. Anche l'applauso del pubblico che apprezza questa reciprocità. E questo secondo incontro viene vinto ai punti dall'angolo rosso Giovanni Musella.
Entrambi gli atleti vengono premiati con un ricordo targato Y Sport, così colgono anche l'occasione di salutare l'arbitro. Grazie, e vi devo anche raccontare che qui dall'angolo è particolarmente intenso poter assistere a quelle che sono le raccomandazioni, vero? Chiedo al crono, al nostro amico Gianni Ragazzi, le raccomandazioni dei secondi, dei maestri, che in quel momento in cui vanno a chiamare vanno a chiamare l'atleta all'angolo, in qualche modo insegnano molto in termini di maturità, in termini di concentrazione. È in qualche modo assolutamente intenso quello che si ascolta all'angolo. A questo punto, qualche istante, poi inizieremo ufficialmente con il torneo esordienti per queste semifinali in questo venerdì 4 marzo 2022. E allora è ufficiale, possiamo far partire queste semifinali di questi torneo esordienti, per cui per questi ragazzi è la prima volta che salgono sul ring in una competizione ufficiale, mentre non è certamente la prima volta, ma è l'ennesima volta. Con grande piacere diamo il benvenuto all'arbitro Marco Chiarelli sul ring, e a questo punto io chiederei al pubblico di essere particolarmente caloroso nei confronti di questi due giovanissimi. Cristian Visentin all'angolo blu per la box Cavarza, accompagnato da Nicola Fontolan, e Jacopo Braggion per la Cuba Box, accompagnato da Anzolero. Ovviamente le riprese da 2 minuti, 54 kg all'angolo blu, 52,7 all'angolo rosso. Vengono chiamati al centro ring per il consueto saluto. Facciamo partire questo torneo con un grande applauso del pubblico presente. È la prima. Guardate, con questo applauso non mi sentono neanche nella diretta Facebook, ve lo dico. Ecco, fate sentire che ci siete tanti. E quindi partiamo con il gong che apre ufficialmente questo torneo esordienti. A inizio la prima ripresa.
Termina la prima ripresa tra Jacopo Bragion, angolo rosso, Cuba Box, e Christian Missington, angolo blu, Box Cavazzare. Fuori i secondi. A inizio la seconda ripresa. Termina la seconda ripresa e vi ringrazio per questo applauso spontaneo. Fuori i secondi. Pronti ad andare a vivere la terza ed ultima ripresa di questo primo incontro valevole per il torneo esordienti. Inizia la terza ed ultima ripresa. Bravo! Continua.
Jacopo Bragion, rispettivamente Box Cavardine Chioggia e Cuba Box. Sono due ragazzi esordienti e, come giusto che sia, sono emozionanti, sono stati emozionanti anche durante questi 6 minuti. Sono entrambi del 2006, quindi insomma fatevi un po' i conti quanto giovani sono e quanto, come dire, carichi di aspettative giustamente sono. Questo è un torneo, quindi ovviamente ci consente anche in qualche modo di dare appuntamento a domani per quello che riguarderà le finali, perché queste sono le semifinali. Vengono chiamate al centro ring entrambi gli atleti e andremo alla lettura del verdetto. E questo primo incontro valevole per questo torneo esordienti 2022 qui alla Padova Ring in questo venerdì 4 marzo viene vinto ai punti dall'angolo rosso Jacopo Bragion, Cuba Box. Vengono consegnate le medaglie di partecipazione, insomma, e quindi viene dato appuntamento poi a domani a partire dalle ore 17. Bello anche sentire il pubblico che, insomma, quando passano gli atleti ti dice bravo, bravo, insomma, ha apprezzato, ma secondo me sarà contento anche Cristian di aver fatto comunque il suo esordio tra le 16 corde. Noi possiamo procedere con il secondo incontro valevole per questo torneo esordienti, arbitrato da Gianluca Cecafosso, che vedrà contrapposti due pugili provenienti dalla Bassano Box e dalla Box Nicotera. Anche questi due atleti sono del 2006 ed eccoli che sono saliti già all'angolo rosso, porta bandiera di colore da Box Nicotera con i suoi 56 kg. Fabian Milani. Arrivano da Bolzano. È proprio esordio con i suoi 56 kg. E all'angolo blu, accompagnato dal tecnico Alberto Fava, è entrato sul ring Davide Spocchia. 57 kg di bilancia, secondo incontro valevole per questo torneo, quarto incontro in assoluto in programma quest'oggi, visto che abbiamo potuto godere anche di due fuori programma. Vedo che vengono chiamati dall'arbitro, dal signor Gianluca Cecafosso. Sono molto piccolini a livello di peso, ma sono già molto definiti in termini di muscolatura. Mi ricordano il recente campione europeo, no? Il grande Luca Ricoldi. Vedremo come andrà la loro carriera, ma di sicuro siamo pronti per vedere il loro esordio con questa prima ripresa. Bravo. Bravo. Dai Davide!
Termina la prima ripresa tra Fabian Milani e Davide Spocchia. Mi fa piacere sentire questo applauso per quello che è davvero l'esordio ufficiale di questi due ragazzi. E come dicevo, speriamo di potergli augurare una carriera bella come quella di Luca Nicoldi, visto che il peso insomma si avvicina, insomma. Quindi un grande applauso lo farei proprio per anche lui, che magari ci sta seguendo con la diretta Facebook e che in qualche modo, non c'è dubbio, anche lui abbia avuto un suo esordio, come tutti quelli che sono i grandi pugili che hanno accompagnato la storia di Padova Ring, che potete vedere anche raffigurati in queste meravigliose fotografie. Fuori i secondi. Andiamo a vivere la seconda delle 3 riprese da 2 minuti. Fuori i secondi, signori. Inizia la seconda ripresa. Termina la seconda ripresa da questi due esordienti, Davide Spocchia, angolo blu, Bassano box, Fabian Milani, angolo rosso, box di Gotera. Andiamo a vedere insieme gli ultimi 2 minuti, fuori i secondi. Inizia la terza e ultima ripresa.
bandiera dei colori della box Bassano e della box Nicotera. Bravo Davide. Bravo Davide. Io vi invito, qualsiasi sia il verdetto che ancora non conosco perché è nelle mani del commissario di riunione, ad accoglierlo con un grandissimo applauso prima, perché comunque questo esordio è stato importante e piacevole per entrambi. E questo incontro viene vinto ai punti dall'angolo rosso Fabian Milani, box Nicotera. Vengono omaggiati entrambi della medaglia con questo scambio per il quale, eccola, per questo è un ricordo che porteranno sicuramente nel tempo per questa capacità e coraggio di essere salito sul ring e di aver esordito qui alla Padova League, qui allo Stadio Cranio, in questa serata di questo 4 marzo 2022, dove l'unica guerra che vorremmo vedere è quella tra le 16 corde, ai noi. E invece torniamo a goderci quello che è lo spettacolo che sul ring si può vivere, e allora andiamo avanti con la categoria dei 60 kg, in quanto vedremo salire sul ring un pugile da 59.3 e un pugile da 60.5 all'interno di quelle che sono le tolleranze gestibili in questo torneo, incontro che verrà governato dall'arbitro Dennis Incanuti. E allora all'angolo blu, portabandiera ancora dei colori della box Nicotera, pronto a fare il suo ingresso sul ring, Ruben Savegnago. E all'angolo rosso, portabandiera dei colori della Padova League, accompagnato ancora da Enrico Piron, pronto a salire, anzi è già salito, Rocco Beccaro. Anche questo incontro si disputa sulla lunghezza delle 3 riprese da 2 minuti. Tutto pronto? Vengono chiamati al centro ring i 2 atleti. Ruben Savegnago, angolo blu, Rocco Beccaro, angolo rosso, box Nicotera contro Padova League. Tutto è pronto per questo esordio? Dai Rocco! 3, 2, 1, inizia la prima ripresa. Vai Rocco!
Vai Rocco, vai! Tira all'angolo, bravissimo! Bello, bello, bello! Bello! Tappa il braccio con destro, Cavaccino! Dai, dai, dai! Vai, vai! Termina Rocco Belcaro e Rubens Avegnago. Fuori i secondi. A inizio la seconda ripresa. Dai Rocco, dai! Dai, dai! Vai Rocco! Vai, vai! Vai Rocco, vai! Termina la seconda ripresa. Rocco Belcaro e Rubens Avegnago. Fuori i secondi, pronti per arrivare alla terza ed ultima ripresa.
questa è la terza ed ultima ripresa. Dai Rocco, dai! Vai Rocco! Vai, vai! Vanno, vanno! Rocco! Dagli pressione, non farlo non aspettare! Dai! Finisci tu! Vai Rocco! Dai! Termina qui la terza ed ultima ripresa tra Rocco Meccano e Ruben Salegnago, rispettivamente Padova League e Box Nicotera. È bello questo applauso che è venuto spontaneo per questo esordio di questi due giovanissimi, davvero intenso questo incontro. Impareranno nel corso del tempo anche ad ascoltare meglio magari le indicazioni dell'arbitro. Spero, signor Riccaruti, che consegni in questo momento le bello questo applauso, grazie davvero. E questo incontro viene vinto ai punti dall'angolo rosso, vengono consegnate le medaglie in ricordo di questo esordio. Congratulazioni davvero sia a Ruben, ma in particolare ovviamente a Rocco, per questo esordio vincente. E sempre vengono date anche le ultime indicazioni dall'arbitro, dal signor Dennis Riccaruti, che ha raccomandato insomma alcune cose prontamente non ascoltate, ma insomma ci sta quando si tratta di un esordio, per cui l'emozione ovviamente la fa da padrona. Andiamo quindi a vivere insieme quelli, siamo già praticamente al giro di boa, e allora permettetemi tanto di fare un ringraziamento ancora a quelli che sono i grandi sponsor che accompagnano anche questa serata. Noi ci stiamo tutti in qualche modo idratando grazie a Y Sport, e quindi abbiamo poi fatto, prego, evidentemente ci basta la sanificazione di Y Sport. Adesso lo chiediamo ovviamente alla struttura. E permettetemi, ovviamente avete visto questo grosso marchio, questo importante marchio che c'è sul ring, eccola qui la sanificazione che arriva, giustamente, perché Padova Ring è Padova Ring Caffè DM, e quindi ringraziamo come sempre, grazie, ringraziamo come sempre la collaborazione con Caffè DM. Siamo pronti allora per salire anche nei pesi, perché a questo punto capì facendo siamo passati dai 52 ai 56, dai 56 ai 59 e adesso andiamo ai 65 kg che verranno gestiti dall'arbitraggio del signor Marco Chiarelli, e andremo allora ad accogliere su questo ring
Portabandiera dei colori della Maidomi, accompagnato dal maestro Nicola Valeri, sta per salire Enrico Cappelletti. Applauso spontaneo, sempre, mi raccomando. 66 kg grammi alla bilancia. E all'angolo rosso nuovamente portabandiera dei colori della box di Cotara. Questa sera la box di Cotara fa veramente partire un sacco di pugili per una nuova carriera, perché porta ben 3 pugili all'esordio, ed eccolo che arriva Samuel Fava con i suoi 65,5 kg. Questo incontro si disputa sulla lunghezza regolamentare olimpica delle 3 riprese da 3 minuti. Arbitro il signor Marco Chiarelli. E vi diamo appuntamento già a domani sera, domani pomeriggio dalle 17, dall'ora del tè, se fossimo inglesi, per poter assistere ad una cosa tipicamente inglese, perché il pugilato non insegna Mr. Pillsbury. Va bene, è già salito allora sul ring sia Enrico Cappelletti per la Maidomi Vicenza sia Samuel Fava per la box di Cotara Bolzano. 3 riprese da 3 minuti, tempo regolamentare. Vengono chiamati al centro ring per il consueto saluto e tutto è pronto per andare ad ascoltare il gong che andrà ad aprire la prima ripresa. Inizia la prima ripresa. Vorrei sentire qua.
prima ripresa, Samuel Fava, angolo rosso per la box di Codera ed Enrico Cappelletti, angolo blu per la Maidomi Vicenza. Questo è il primo. Fuori i secondi. A inizio la seconda ripresa. Bello, bello! Vai, vai, vai! Vorrei un grande applauso forte, molto più forte di quello che avete fatto partire. E allora un grossissimo applauso per quello che sarà il verdetto, perché non tutti gli esordi possono essere facili e quindi sicuramente la componente emotiva è una componente che conta molto e sicuramente per fortuna il regolamento, vedo che è con noi anche il presidente del comitato regionale, la signora Patrizia, quindi per fortuna il regolamento ha previsto quella che si chiama sospensione cautelare, che è esattamente quella che è stata scelta dall'angolo rosso con grande intelligenza per quello che è l'esito di questo verdetto. Allora, per sospensione cautelare a 2 minuti esatti della seconda ripresa, questo incontro viene vinto da Enrico Cappelletti, angolo blu, Maidomi Vicenza, allenato da Nicola Valeri. Però la consegna delle medaglie in ricordo di questa serata arriva ad entrambi, anche a Samuel Fava, e comunque un grandissimo applauso perché è solo l'inizio. Congratulazioni allora, e siamo certi che avremo modo dopo questo esordio di vedere ancora spesso sul ring questi atleti. Vince Perez. Beh, ma è giusto quando... Scusate, il microfono aperto.
però si stava facendo una valutazione qui, appunto possiamo condividerla senza vergogna. Stavamo appunto ragionando di come per fortuna l'intelligenza di chi accompagna i pugili, dei maestri, fa sì che insomma quando c'è una evidente differenza poi possa essere applicata questa forma regolamentare di sospensione cautelare. Sarebbe detto che erano fuori onda, capisci quello che stavano dicendo, ma alla fine in qualche modo è la verità. Stiamo per vivere il settimo e poi ottavo incontro in programma per questo programma completo, quando in realtà ovviamente stiamo parlando del 1, 2, 3, 4, quinto incontro valevole per il torneo esordienti. Allora, all'angolo blu portabandiera ancora Nicolella Maidomina, questa volta accompagnato da Diego Sancin, è già salito all'angolo blu Tommaso Carboniero, che si accompagna con i suoi 78,6 kg, anche con tutto un gruppo di suoi fan, ai quali raccomando di tenere la mascherina calzata in modo completo. E all'angolo rosso portabandiera dei colori della Cuba Box, è già salito con i suoi 78,5 kg Sound Divine Osigbo. Grande l'applauso ovviamente accompagnato dal maestro Leon Solano. Tutto è pronto allora per i prossimi 9 minuti di pugilato. Vengono chiamati al centro ring i due atleti, incontro che si disputerà sulla lunghezza delle 3 riprese da 3 minuti. Arbitra il Gianluca Cecaposso. E inizia la prima ripresa. Vai Tommy! Termina la prima ripresa tra Divin Osigbo della Cuba Box all'angolo rosso
e Tommaso Carboniero all'angolo blu per la Mainomi. I primi 3 minuti se ne sono andati. Andiamo lì, cerchiamo. Fuori i secondi. Inizia la seconda ripresa. Sulle mani, Bobby, sulle mani! Via dalle corde! Inizia tu! Questo esordio tra Tommaso Carboniero e Devin Ozigbo. Ok, e allora cari signori, questa sera avete già avuto modo di vederne due di cose diverse, quella che è stata la sospensione cautelare che abbiamo visto nel precedente incontro e quello che invece è il referee stop contest, ossia la scelta arbitrale di completare qui quell'esperienza di esordio che vede a 2 minuti e 31 secondi della seconda ripresa fermare l'incontro, perché come avrete notato insomma in questo momento anche il dottor Francesco Gallese è stato chiamato all'angolo per controllare questo naso, d'altronde questo è parte integrante del nostro sport. E allora questo incontro viene appunto vinto a 2 minuti e 31 secondi della seconda ripresa per RSC da Devin Ozigbo, angolo rosso, una mossa. Però un grande applauso lo facciamo anche a Tommaso Carboniero, ed eccolo qui il gesto reciproco di calzare la medaglia. E allora noi siamo veramente addirittura d'arrivo con
con queste semifinali per quanto riguarda questo torneo esordienti. Consentitemi un grande grazie ancora una volta a Padova Ring Caffè DM che ha organizzato questa prima 2 giorni di pugilato e ovviamente a quelli che sono i nostri sponsor principali. Detto e ripetuto, per quanto riguarda Padova Ring Caffè DM, ma poi so che ci sono anche gli amici di Y Sport, so che abbiamo SC tra i tanti sponsor qui presenti, ovviamente anche Noah for Your Natural Beauty. L'appuntamento è ovviamente per domani pomeriggio a partire dalle 17, non prima di aver vissuto insieme l'ultimo incontro in programma questa sera. Mi raccomando, usate tutti la mascherina in questo momento, a parte chi sta parlando ovviamente si prende un istante perché giustamente il commissario di riunione deve rendere operative tutte le varie procedure. Abbiamo in questo momento dunque l'esordio di altri 2 pugili. Siamo pronti? Vedo che sale, è salito già l'arbitro Incanuti. Adesso ci mettono il canestro. Mettono il canestro adesso. Vanno su lì. Madonna, adesso mettono il canestro. Allora la basket deve essere 2 metri. Attendiamo perché giustamente è difficile fare box senza guanti, cioè si tornerebbe un po'. Attendiamo che vengano riconsegnati i guantoni all'angolo blu. Eccoci, allora grazie ovviamente anche a tutti i collaboratori di Padova Ring, grazie a Mitico Battagliarin. Siamo pronti allora perché all'angolo blu portabandiera dei colori della Box Monfalcone, accompagnato dal maestro David Zorzet, è pronto a salire Oba Falmeni Christian Mazzarol all'angolo blu, che incrocerà i suoi guantoni con i suoi 86 kg contro il portabandiera dei colori della Padova Ring, accompagnato dal maestro Massimo Stellin, Cofedi Din Kime. 3 riprese da 3 minuti, in questo caso come potete notare la scelta dell'arbitro non è casuale, perché ovviamente il peso di questi 2 atleti è quasi quello dei massimi, perché 86-87 insomma era giusto anche dare un arbitro di stazza e di misura, per cui abbiamo con la saggia organizzazione del giudice Gian Antonio Canzian è stata fatta una selezione corretta anche per quanto riguarda questo. Vengono calzati i caschetti, vi diamo ancora già da ora appuntamento a domani pomeriggio a partire dalle ore 17 per quelle che saranno le finali di questo esordio, di questo torneo esordienti.
Tutto è pronto dunque per chiamare al centro ring i due atleti per il consueto saluto. È un esordio particolarmente sentito e tutto è pronto dunque per ascoltare il gong che andrà ad aprire la prima ripresa. Inizia la prima ripresa. Termina la prima ripresa. Fuori di secondi. Inizia la seconda ripresa.
Sinistro, di! Vai, Dio! Vai, Di, vai, vai, Di! Vai, Di! Vai, vai! Termina la seconda ripresa. E ora stiamo per vivere insieme gli ultimi 3 minuti di questo esordio di queste due giovani, Christian Manzarol e Dean Kime. È molto importante ovviamente l'esordio per tutti questi atleti. Io ricordo fin d'ora che al termine, se lo gradirete, c'è anche il bar alla nostra sinistra uscendo. Ci sono delle gentili persone che attendono di rifoncillarvi. E vi do appuntamento già a domani pomeriggio a partire dalle ore 17 nuovamente con la diretta Facebook, e questo significa che probabilmente non potremo ascoltare la musica, ma quello che ascolteremo sarà la musica dei pugni, mentre ora posso dire per l'ultima volta questa sera: fuori X secondi! A inizio la terza ed ultima ripresa. Bravo!
Tappun. Schiaffi, però. Dire gli schiaffi. Vai di Marco, vai! Voglio vedere la perfezione. Implicativo, dai! Dai, ultimi 10, ultimi secondi! Dai, Din! Vieni, vai! E questa gong che va a chiudere la terza e l'ultima ripresa tra Dean Chime, Padoling e Cristian Mazzarolla, Box Monfalcone, rispettivamente accompagnati da Massimo Stellin e da David Zorzet per questo esordio di questi semifinali molto veloci, molto rapide, devo dire. Grazie ancora a tutto lo staff organizzato e campeggiato dal commissario di riunione, la signora Gemma della Vedova, accompagnati dal giudice Gian Antonio Canzian, dall'arbitro Marco Chiarelli, dall'arbitro Gianluca Cecafosso e dall'arbitro sul ring Dennis Incanuti. Ringrazio e saluto i volontari della Croce Rossa di questa sera, accompagnati e gestiti dal dottor Francesco Gallese, e ovviamente il crono che è stato alla mia sinistra, il signor Gianni Ragazzi. Ma andiamo alla lettura di questo verdetto che vede vincente all'angolo rosso bello questo abbraccio tra questi due atleti. Vi ricordo ancora la disponibilità del bar, se gradite bere qualcosa. Padamaring è ben lieta di avervi avuto la nostra ospite questa sera. L'appuntamento è per domani pomeriggio alle ore 17. Ringrazio tutte le consistiche che sono arrivate fin qui, ovviamente a partire dall'amico Lorenzo Baldan della Cami Center, gli amici Nicola Fontolan della Box Cavazzere, l'amico Alberto Fava della Box Bassano, l'amico Franco Nicotera della Box Nicotera da Monzano, gli amici Nicola Valeri della Maidomi Vicenza, insieme a Diego Saccin e come detto a Davide Zorzet per quanto riguarda la Box Monfalcone. Non dimenticate della tua Box. Signore e signori, una buonanotte a tutti, appuntamento a domani pomeriggio, buonanotte a tutti. Ciao ragazzi, ci vediamo domani alle 17 sempre a Padova Ring en este vostro canale Cuba Box, Box on the Road. Pues nos vemos mañana, mi gente linda, en este canal de boxeo cubano, donde la Cuba Box presentará dos boxeadores, 80 kilos, Divino, 54 kilos, Giacomo, en la finalísima del torneo regional de la serie juvenil de la región Véneto. Nos vemos. Chao, chao, Michu Bichu.